Se si interrompe l'azione di governo sicuramente si deve ripartire con il nuovo esecutivo. Sicuramente sarà una delle cose che chiederemo di inserire nel programma del centrodestra per le prossime elezioni politiche, quindi su questo noi non facciamo sconti, ma soprattutto abbiamo alle spalle una regione che lo ha chiesto come il Veneto e la Lombardia. Lega che guarda già ad elezioni. La crisi di governo ricompatta al centrodestra e dopo le infelici prestazioni alle amministrative, frutto in diversi casi di corse in solitaria tra gli alleati, si riscopre oggi più forte. Il dossier sull'autonomia non si tocca, ribadisce Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Per quanto perfettibile, era completo e tra le priorità del governo per i prossimi mesi. Noi vogliamo vedere la fine di questo, almeno l'inizio, la fine dell'iter a livello governativo, ma l'inizio della trattativa sui singoli temi e sulle singole risorse. L'interruzione dell'azione di governo sposterebbe l'autonomia direttamente nel programma elettorale del centrodestra, sulla cui unione invece non scommette il Partito Democratico, che sta già cercando alleati per un'ampia intesa del centrosinistra. Già se uno legge le dichiarazioni di questi giorni vede che c'è una frattura molto profonda, un centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, un centrodestra con la Meloni alla guida. La Meloni è la politica più centralista che ci sia in questo paese, per cui vedo molto complicato per il centrodestra, anche dovesse vincere, portare avanti questo disegno, questo progetto. Paradossalmente, rispetto a quello che si è sempre detto negli anni, potrebbe essere più facile con il centrosinistra, perché dal PD a tutte le forze politiche che fanno parte di una eventuale, perché evidentemente va costruita e messa in campo, forza politica di centrosinistra, sull'autonomia differenziata c'è una serenità, c'è una tranquillità e una convinzione che possa essere utile.